Dopo una breve interruzione dovuta al Covid, è ripartita la sacra rappresentazione dell'entrata di Gesù a Gerusalemme. L'iniziativa, che ha coinvolto centinaia di fedeli, si è svolta come tradizione e vuole nel vecchio Rabato di Agrigento, con partenza dal santuario della Dolorata, benedizione delle palme a rame d'olivo ed arrivo nella parrocchia San Francesco di Paola, retta da Don Giuseppe Gelo. Con questa Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa e le due arciconfraternite cittadine sono in grande movimento per organizzare riti e la processione del Venerdì Santo. Ritornando alla rappresentazione dell'entrata di Gesù a Gerusalemme, si è rivisto l'asinello con in groppa un giovane confrate dell'arciconfraternita della Dolorata che impersonava la figura di Gesù. Nel tardo pomeriggio, nella cattedrale di San Gerlando, concerto di musica sacra a cura della banda Vincenzo Bellini e con il coro diocesano. Le due arciconfraternite hanno partecipato intonando i classici canti Dove vai Madonna mia e Si versate lacrime. Al nostro microfono il presidente dell'arciconfraternita della Dolorata, Alfonso Cutaia. Oggi è giornata molto importante per la confraternita, per l'arciconfraternita della Madonna dei Sette Dolori della Dolorata di Agrigento. Abbiamo qui con noi il nuovo presidente della confraternita, Alfonso Cutaia. Allora si rinnova un rito, quello dell'entrata di Gesù a Gerusalemme, dopo tantissimi anni anche della pausa dovuta al Covid. Sì, intanto ringrazio tutti, la cittadinanza che è venuta qui presente per questa iniziativa, il rettore della Dorata Don Lillargento, il parroco della chiesa San Francesco di Paola, Don Giuseppe Gelo, e tutte le forze dell'ordine che sono intervenute per questa ricorrenza che si era persa negli anni e che quest'anno abbiamo nuovamente ripresa. È un'iniziativa che è nata intorno agli anni '80 dai predecessori che sono stati all'interno dell'organizzazione del Consiglio di amministrazione della confraternita, alla quale io facevo parte da piccolino e che comunque partecipavo attivamente. Quest'anno abbiamo avuto l'idea e la collaborazione di tutti i confrati per nuovamente riprendere questa tradizione e questa ricorrenza, che è una cosa bella che va a raffigurare Gesù all'interno dell'orto degli ulivi. Ecco, e si inizia dunque la settimana santa che culminerà poi con la lunga processione del venerdì. Abbiamo delle novità per quanto riguarda il venerdì santo? Per quanto riguarda il venerdì santo ci saranno nuove novità, nuove iniziative collaterali, la mostra che è attualmente in corso presso la Chiesa del Purgatorio, poi ci sarà un concerto in cattedrale della banda Bellini con il coro diocesano e poi si arriverà fino al venerdì santo con la tradizionale processione dei due simulacri che percorrerà le vie della città, ripercorrendo il percorso storico che è stato ripristinato subito dopo il Covid.